Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento che oggi abbiamo deciso di dedicare alla corsa. Eh sì, cari amici, perché questo è proprio il periodo di indossare le scarpe da running, il periodo di maratone, maratonine, ma anche tante manifestazioni che la nostra regione da sogno offre proprio in questi primi fine settimana di primavera, come ad esempio la Bavisera di Trieste, ma anche tante altre manifestazioni. Questa di questo fine settimana, che vedrà protagonista il capoluogo di regione, è un'ottima occasione per tanti appassionati di running per mettersi alla prova con una mezza maratona o magari sugli 8 km, oppure di fare una semplice bella passeggiata dal castello di Miramare fino al centro di Piazza Unità con un arrivo sensazionale. E allora che cosa c'entra questo con Radio Chef? Tantissimo, perché sappiamo che chi ama fare running, correre anche soltanto per piacere e passeggiare, ovviamente deve mangiare in modo corretto, che non significa affatto rinunciare al gusto. E allora abbiamo voluto dedicare questa puntata proprio agli appassionati di running o a chi si vuole tenere in forma sia per la primavera che per iniziare a fare dello sport all'aperto. Partiamo subito allora con la spesa, perché per correre bene bisogna ovviamente mangiare meglio, e la nostra missione inizia proprio dai supermercati Bosco di Trieste. Per una dieta sportiva che non dimentica il piacere, infatti punteremo sul colore, e quindi fragole e mirtilli, che sono carichi di antiossidanti, ma anche asparagi, che sono depurative e proteine nobili. È importante ad esempio scegliere un petto di pollo di qualità, oppure anche, perché no, scegliere la carne fresca dai loro banchi, qualche latticino per sentirsi meglio. E il dopo gara? Beh, una gara, anche se è competitiva, è assolutamente una festa, e quindi nel tempo libero, una volta che magari abbiamo raggiunto i nostri risultati o quelli a cui ambivamo, o in ogni caso c'è sempre l'occasione giusta per festeggiare con un buon calice magari di friulano o di malvasia fresca, che trovate nel reparto vini dei supermercati Bosco, perché insomma insieme a Giorgio Bosco la selezione per quanto riguarda anche i vini della regione del territorio è sempre molto molto attenta, ed è il giusto premio per i chilometri percorsi, perché lo sport è salute ma anche convivialità e felicità. E a questo proposito, anche per organizzare gli spuntini, magari dopo una bella corsetta, una merenda equilibrata, ai supermercati Bosco di Trieste trovate tutto quello che vi serve. Ricordatevi che la spesa è la parte più importante, quindi da quello che mettete nel carrello poi ne seguirà il menù della settimana, e questi quindi sono i nostri consigli. Non dimenticate magari anche qualche barrettina proteica per i giorni di allenamento in cui non siete riusciti magari a mangiare qualcosa di buono, oppure la temperatura è aumentata come in questi giorni, il nostro fisico ci mette un po' di più tempo. Ovviamente trovate sempre ai supermercati Bosco anche tutte le soluzioni isotoniche che vi aiutano dopo l'allenamento, perché oltre alla corsa questo è anche il momento giusto per andare a giocare una partita di basket in campetto o una bella partita di calcio improvvisata, perché no? E allora grazie ai supermercati Bosco, che vi aspettano ovviamente a Trieste nei vari punti vendita, c'è il nuovo anche di via Pirano, e tutti con comodo parcheggio. Passiamo alla cucina, perché abbiamo preparato per voi il menù del runner. Parlando di ricette, anche se partecipate ad esempio a una marcia non competitiva, il vostro corpo ha comunque bisogno del carburante giusto. E allora che cosa fare? Il giorno prima della gara parleremo di carboidrati, e quindi prepariamo questi tagliolini all'uovo con punte di asparagi bianchi e scaglie di montasio fresco. Si tratta di un piatto leggero ma energetico, perché gli asparagi aiutano a drenare, i tagliolini vi danno l'energia a lento rilascio, e il montasio aggiunge quella spinta proteica e di sapore che ovviamente ci serve. E nel dopogara cosa facciamo? Beh, dopo la gara un buon recupero goloso, e quindi ci prepariamo un'ottima tagliata di manzo alle erbe del carso, magari accompagnata da una dadolata di verdure di stagione che andremo a saltare velocemente, proteine per riparare i muscoli e sali minerali per recuperare, tutto acquistato ovviamente con la garanzia anche della freschezza, come dicevamo prima, dei supermercati Bosco. E a proposito di asparagi, tra poco ovviamente vi parleremo anche della ottima rassegna che vi porta nei ristoranti più belli della regione
ad assaggiare proprio gli asparagi. Ma veniamo alla nostra ricetta. Ho scelto di preparare per voi questa tagliata alle erbe del carso con dadolata di stagione. Che cosa vi servirà per 2 persone? Beh, innanzitutto 400 grammi di scamone o controfiletto di manzo in un unico pezzo, e dal bancone ovviamente dei supermercati Bosco, delle erbe fresche tritate come rosmarino, timo, salvia, un pizzico di santoreggia, 2 peperoni, uno rosso e uno giallo, 2 zucchine medie, del sale grosso e dell'olio extravergine di oliva, quanto basta. E allora andremo a preparare la nostra marinatura a secco. Massaggeremo la carne col trito di erbe aromatiche e un filo d'olio almeno 30 minuti prima della cottura. La lasciamo a temperatura ambiente perché, ricordatevi, non va mai cotta la carne appena tolta dal frigo. Veniamo alla nostra dadolata. Andremo a tagliare i peperoni e le zucchine a cubetti regolari. Saltiamo le verdure in una padella rovente con un filo d'olio per 5-8 minuti. Devono restare croccanti per mantenere intatte le vitamine. Poi andiamo a cucinare la carne. Scaldiamo molto bene una piastra o la padella. Scotteremo la nostra carne 3-4 minuti per lato, a seconda dello spessore, per sigillare i succhi. La reazione di Maillard, ovvero quella crosticina esterna, darà tutto il sapore. E poi, passaggio importante, il riposo. Avvolgete la carne in un foglio di alluminio per 2 minuti prima di tagliarla, così i succhi si ridistribuiranno nelle fibre e la carne sarà tenerissima, garantito. Infine tagliate la carne a fette usando ovviamente un coltello perfettamente affilato grazie a filo utensili Natisone. La adagiate sul letto di verdure croccanti e completate con un giro d'olio a crudo e qualche scaglia di sale grosso. E la vostra tagliata dopo gara è pronta. È buonissima, fatemi sapere poi se l'avete provata e come vi è sembrata. Ma veniamo ora invece appunto agli asparagi, perché questo ponte del 1° maggio è anche il momento giusto per regalarsi qualche momento di relax. Continua infatti la rassegna Asparagus fino al 29 maggio. Gli asparagi vengono proposti nei migliori ristoranti della regione. Questa settimana infatti saremo al ristorante Pierre de Ruf di Trieste, anzi saremo l'8 maggio perché questa settimana nel ponte lasciamo ovviamente ai ristoratori accogliere tutti i turisti e chi di noi vuole approfittare di un momento di relax, mentre l'8 maggio ci ritroviamo al ristorante Pierre de Ruf che vi propone il suo menù, ovviamente asparagi affacciati sul mare di Trieste. Il menù che vi propongono sono gli asparagi bianchi gratinati o con crudo di cappasanta, beurre blanc alle erbe, riso carnaroli mantecato agli asparagi verdi, franciacorta, limone salato e ostriche, terrina di ombrina agli asparagi verdi con asparagi bianchi e salsa alla mugnaia, e infine cheesecake con biscotto alle nocciole, crema al formaggio fresco, asparagi bianchi, vaniglia, limone e fragole glassate. Per non perdervi questo menù non vi resta che prenotare. Il Pierre de Ruf si trova in Molo Venezia 1 a Trieste. Sul sito pierts.it trovate tutti i riferimenti. Invece noi torniamo in cucina. Abbiamo parlato prima della filatura dei coltelli, abbiamo preparato la carne, quindi come sappiamo anche nella filatura, come la corsa, la precisione è tutto. Quindi se per correre vi servono le scarpe ammortizzate, per cucinare servono lame perfette. E allora qui entra in gioco Filo Utensili Natisone, che vi aspetta ovviamente alle Proso di Premariacco e che oggi ha preparato per noi anche tutti i suggerimenti per capire quando è il momento di affilare il vostro coltello da cucina. Ci sono 2 modalità. Il primo è il test del pomodoro, ovvero se il vostro coltello fatica a incidere la pelle di un pomodoro maturo e tende a schiacciarlo, allora la lama è stanca, è il momento di affilarla. Oppure potete fare il test della carta. Provate a tagliare un foglio di carta tenendolo sospeso. Se il taglio non è netto e fluido, allora correte subito sul sito filoutensili.com e andate ad affilare i vostri coltelli. Un coltello affilato, ricordatevelo, è più sicuro perché richiede meno forza e garantisce tagli netti che mantengono intatte le proprietà dei nostri alimenti. Ma dalla cucina passiamo alla tecnologia. Immaginate infatti di preparare il vostro menù per andare a fare la vostra corsa sulla Cooking Surface di Francescutte Marmi.
Si tratta di un piano di induzione totalmente invisibile sotto una splendida lastra di marmo trattata col brevetto K-Marble. Potete appoggiarci sopra le borracce, tagliare le verdure e poi cucinare tutto nello stesso punto. È il massimo del design e della praticità. E se poi amate correre in quota, allora ci possiamo spostare verso le Dolomiti, non senza avervi ricordato che per saperne di più sulle cooking surface di Francescut Marmi, sulla possibilità di avere un piano di cottura veramente eccezionale e invisibile, dove potete mettere di tutto, ma anche un marmo personalizzato e senza possibilità di macchie. Potete andare a visitare il sito francescutmarmi.it oppure andare a trovarli a Casarsa della Delizia a Pordenone. Dicevamo che se amate correre in quota ci spostiamo verso le Dolomiti. Cortina d'Ampezzo sappiamo il paradiso del running, ma diciamocelo, dopo una corsa rigenerante tra le tofane non ci resta che premiarci con la pasticceria Ghedina, il traguardo perfetto, un dolcetto artigianale lì è quasi un obbligo morale. Poi, visto che è periodo, potete anche farvi fare la vostra torta su misura per qualsiasi occasione semplicemente ordinandola. Infine, per chi ama il trail running, puntate su Sappada, sentieri tecnici, aria purissima, panorami che riempiono il cuore. E dopo tanta fatica non potete non fare tappa ad alimentare Cardis. Lì troverete specchi e formaggi perfetti per integrare l'energia con i sapori veri della montagna, ma anche grazie alla loro gastronomia la possibilità di prenotare già la vostra cena, portarvela via pronta oppure il vostro pranzo e portare a casa il sapore della montagna, che fa assolutamente la differenza, perché ovviamente quando si visita un posto bellissimo abbiamo voglia anche di portarci un po' di serenità e di gusto della montagna della nostra regione a casa, e questo potete farlo da Alimentari Curtis. E allora anche oggi il nostro viaggio tra sport e gusto termina qui. Ricordatevi, correte con il cuore, mangiate con intelligenza e scegliete sempre l'eccellenza del nostro territorio. Un saluto speciale a tutti i runner che questo weekend saranno al nastro di partenza. Radio Chef invece torna la prossima settimana. Vi mando un grandissimo bacio e vi ricordo che anche la Bavisera o il Trieste Running Festival potrete ovviamente seguire su Radio.0, perché è un'occasione unica per poter approfittare di questo appuntamento eccezionale e parlare di cucina. Trovate anche sul nostro sito radio.0.it tutte le ricette ovviamente della nostra rubrica. Ciao a tutti!